Il Veneto resta in fascia bianca, parola di Luca Zaia che sta ai numeri. La correlazione che c'è tra il positivo e i ricoveri, l'ospedalizzazione, è di gran lunga inferiore a quella che accadeva nelle altre ondate. Sul fronte dei vaccini ci sono posti liberi a disposizione dei più giovani che frequentano gli amici e quindi sono i più esposti ai contagi della variante Delta. I ragazzi sono coloro che giustamente frequentano i loro coetanei, si creano anche degli assembramenti naturali involontari a volte, no? Pensate alla spiaggia piuttosto che una piazza o altro. A loro diciamo sempre mettetevi la mascherina, siete in mezzo all'assembramento, però avete anche un'opportunità, è volontaria, libera, che è quella della vaccinazione. Oggi noi annunciamo che abbiamo 276.000 posti liberi fino all'8 settembre. Sono tutte prime dosi, e questo è importante dirlo, e sono a disposizione di chi vuole mettersi in sicurezza per l'inizio dell'anno scolastico o altri cittadini che abbiano deciso. Chiusura sul Green Pass, il modello francese che lo rende obbligatorio anche per entrare nei cinema e nei ristoranti, è uno scenario che va valutato perché in Italia c'è il tema della privacy non irrilevante e poi, una volta introdotto, andrebbero garantiti vaccini a tutti. Non mi sembra che in Italia abbiamo tutta questa disponibilità di vaccini. Se per assurdo si introducesse ora, noi abbiamo un contingente di cittadini che potrebbero in via teorica chiedersi di essere vaccinati e dobbiamo dirgli guarda tu al cinema, al ristorante, al bar e 3.000 altri posti non ci puoi andare prima di un paio di mesi perché ti garantirò il vaccino a fine ottobre. Quindi io direi che questa è una partita da essere messa in mano al CTS.